Bentrovati al nostro appuntamento settimanale con il Sabato del Convento. Quest'oggi ci soffermeremo su due eventi in particolare che abbiamo vissuto nel corso delle passate giornate. Una data, quella del 28 luglio, che impressa indelebilmente nel cuore di tutti noi, l'arrivo a San Giovanni Rotondo di Padre Pio, che è stato vissuto attraverso una serie di eventi ed iniziative, anche dal punto di vista artistico e nello specifico, ecco, ci soffermeremo in particolare su questo, avendo in studio un ospite che saluto subito. Si tratta del maestro Nicola Cisternino. Grazie. Benvenuto tra noi. Grazie dell'invito. Ma il 28 luglio del 1916, dunque 107 anni fa, Padre Pio arrivava da Foggia a San Giovanni Rotondo. Doveva essere una sede temporanea, ma vi restò per ben 52 anni, fino alla sua morte, avvenuta il 23 settembre del 1968. Ogni anno, per rivivere questo importante momento, la comunità cittadina di San Giovanni Rotondo si riunisce in un grande momento di preghiera che quest'anno ha visto tra l'altro anche delle realtà che si ricollegano al mondo dell'arte. All'interno appunto delle iniziative c'è stata una mostra fotografica che è stata inaugurata presso il comune di San Giovanni Rotondo. Il maestro Elia Stelluto, storico fotografo di Padre Pio, ha raccolto una serie di scatti che ricordano i momenti fondamentali e storici del rapporto fra Padre Pio e la comunità di San Giovanni Rotondo, nel ricordo di Francesco Morcaldi e di altri autorevoli sindaci della nostra città. Ma oltre a questo c'è stato un altro momento legato sicuramente all'arte, e ci piace poter sottolineare alcuni degli aspetti appunto importanti di questa iniziativa. Il maestro Nicola Cisternino, compositore e musicista, tra l'altro docente all'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha dato la possibilità, ecco, di condividere alcune opere segno-iconiche del ciclo Le Visioni, dedicate appunto al Santo di Pietrelcina. Innanzitutto, cos'è questo ciclo segno-iconico? Ecco, cosa significa? Beh, è un lavoro sull'immagine di Padre Pio. In questo caso assieme ad altri camminantes, però Padre Pio naturalmente è una corsia speciale, fra cui appunto Franco Battiato, grandi compositori sulla cui immagine sto lavorando, ed è un'elaborazione di un'immagine in un tempo nuovo, perché certamente l'immagine di Padre Pio è legata a un tempo storico, grazie alla fotografia. È quindi importante l'evento di Elia Stelluto delle fotografie. Abbiamo la possibilità di, naturalmente Padre Pio è uno delle figure più, non solo più fotografate, ma iconicamente più presenti nell'immaginario collettivo, perché è interculturale, intergenerazionale, è proprio anche è intersociale in un certo senso. Quindi è un'immagine iconica importante, che storicamente appartiene alla fotografia, perché nel tempo fotografico appunto l'immagine è fissata in un preciso momento, in un preciso scatto di tempo, ed ha tutta una storia, un contesto in cui molto spesso proprio Elia Stelluto può raccontare quindi l'elemento storico, e questo è un Padre Pio che appartiene alla storia. Il Padre Pio santo è la figura mistica, e quindi ecco, in questo senso i miei lavori hanno una prevalenza alla dimensione mistica, che è quella di essere un'immagine che contiene la sua umanità, fino al punto che per certi aspetti io tendo a tenerlo invischiato, cioè è un'immagine che per certi aspetti può apparire anche sporca, perché è toccata di umanità, e quindi io credo che ci sia un gran bisogno proprio di lavoro sull'immagine, su una, chiamiamola, nuova immagine, una rigenerazione dell'immagine di Padre Pio, perché certamente il messaggio di Padre Pio è veicolato attraverso la sua immagine, attraverso i suoi occhi, il suo sguardo, le sue mani, e quindi una serie di dettagli che lo mantengono molto umano e molto universale. In questo senso è una dimensione iconica, perché vogliono essere dei lavori che
oltre che essere guardati, soprattutto vogliono riporre lo sguardo. E allora la collocazione e la donazione che io ho fatto al Comune di San Giovanni, a tutti i cittadini di San Giovanni Rotondo, è una donazione, è un'operazione artistica, perché ci sono 2 immagini segno-iconiche che sono collocate nella sala consiliare, quindi nella sala del bene comune, delle decisioni del bene comune, dalla parte del pubblico, perché in realtà nel Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo Padre Pio e tutti i consiglieri ce l'avevano sempre alle spalle, di fronte a loro non l'avevano, adesso ce l'hanno di fronte, è come se fosse in mezzo al pubblico sostanzialmente, perché poi ha grandezza quasi naturale il volto. Gli stessi 2 lavori, le stesse 2 opere rielaborate vanno nel convento, oggi le porteremo proprio nel convento e saranno collocate nel convento, e poi c'è una serie, i 4 lavori in una tiratura grafica rielaborata che il Comune donerà all'ospedale per collocarli nelle corsie. Sono 50, vanno collocate nelle corsie e quindi per porre lo sguardo sui sofferenti, sui malati, come dire, è una protezione, insomma, ecco. Il linguaggio dell'arte per parlare alle persone, le persone sofferenti e soprattutto a coloro i quali si occupano del bene comune. Ecco, in questo contesto perché proprio il titolo Le visioni? Le visioni perché è un'immagine che naturalmente ha i piedi nella realtà, nella storia, ma soprattutto è una visione che è dentro di noi. L'immagine è qualcosa che noi guardiamo all'esterno, ma appunto nel guardarci e nel rifletterci continuamente, soprattutto quando ha una valenza spirituale naturalmente, è un'immagine che soprattutto si fissa a livello di immagini interiori. Quindi diventa molto interessante come esperienza, questo nel caso di Padre Pio, di tutte le immagini, nel caso però di Padre Pio, che è già appunto un'immagine iconica molto presente nella cultura dell'immagine contemporanea, grazie alla sua presenza anche fotografica, ma è ad occhi chiusi, cioè l'immagine, se resta presente, impressa nella nostra mente anche quando chiudiamo gli occhi, la portiamo con noi, e in questo senso è sempre guardata. E quindi l'esperienza dell'immagine è il messaggio stesso. In questo senso non sono dei quadri, sono delle visioni perché collegano ciò che è fuori con ciò che è dentro. Abbiamo parlato di ciò che da queste opere può raggiungere, ecco, la persona che le vede, ma l'artista nel momento in cui si approccia, ecco, alla realizzazione di queste opere, poi con un soggetto come Padre Pio, instaura un dialogo. Quale messaggio può essere arrivato, se le è arrivato durante appunto la realizzazione di queste caspita, opere? Che messaggi, messaggi fortissimi, cioè infatti per certi aspetti davvero, ma non vuole essere, io credo che sia molto difficile mettere le mani su un'immagine avendo consapevolezza di quello che si fa, che non è solo un'operazione artistica. Io ho questa consapevolezza venendo anche dalla musica, dal suono soprattutto, e anche dagli studi naturalmente che mi hanno permesso di approfondire, oltre al fatto di aver vissuto, anche se da bambino, l'esperienza con Padre Pio. Io ho avuto un rapporto fino a 10 anni, comunque l'ho visto, l'ho conosciuto in ospedale, ho assistito a una scena bellissima ero ricoverato in ospedale, avrò avuto 5 anni, di una messa di Padre Pio, cioè avevano impedito a 2 ragazzini, perché non c'era ancora il reparto di pediatria, eravamo nella prima stanza di chirurgia e ci avevano impedito di uscire. La suora è venuta: domani voi non vi muovete dalla stanza, eccetera. Noi naturalmente da ragazzini siamo sgusciati fuori, ed era pieno l'atrio con questo frate che alzava il calice, cioè una visione che, ecco, a proposito di visione, una visione che rimane scolpita proprio nei nostri neuroni specchio, insomma. Quindi lavorando con l'immagine, intanto avere quasi il dono di poterlo fare, perché non si possono toccare tutte le immagini. E in questo caso devo dire la naturalezza, e questo grazie anche al particolare, al dettaglio fotografico. Ecco, ad esempio questa è l'ultima benedizione di Padre Pio, in cui il guando copre un occhio e il crocifisso si curva verso di lui, c'è questa congiunzione proprio col Cristo. Si trasforma molto, e devo dire che in un certo senso un po' si creano, si autogenerano con una naturalezza impressionante, che sorprendono anche me tecnicamente.
è qualcosa di... Ecco, parliamo proprio della tecnica, magari per i non addetti ai lavori potrebbe sembrare una nozione secondaria, ma credo sia fondamentale anche nello stesso sguardo, ecco, di chi non ha profonda conoscenza di questo. Quale tecnica è stata utilizzata per questi disegni? La tecnica è una tecnica di rielaborazione, in parte a collage, ma in parte anche a rielaborazione proprio da un dettaglio fotografico. Qui per esempio il dettaglio della penna, che ha una precisa storia. Questa c'è uno scritto di Giovanni Siena, importante figura molto vicina a Padre Pio, che in un momento di grande crisi e prima di diventare scrittore e giornalista, Padre Pio gli toglie, questo è il racconto fatto proprio dai figli, da Giulio Siena, da Alberto, quando a un certo punto Padre Pio gli toglie la penna dal taschino e dice bene, adesso falla lavorare. Cioè questo messaggio continuo che si fa tecnica attraverso una rielaborazione poi con il colore, con gli oli, che sono tutti a mano però, perché io lavoro solo con le mani sull'immagine e quindi è tutto un lavoro di sfumatura e di invischiamento, come dicevo, cioè di riportare, piuttosto che il lavoro contrario di pulire l'immagine, renderla neutra, portarla su un altro piano, di riimmergerla nell'umanità. Cioè il messaggio di Padre Pio è un messaggio universale, un messaggio interreligioso, un messaggio che parla a tutti gli strati sociali. In questo senso certamente l'immagine di Padre Pio è fra le pochissime, dopo la Gioconda, fra le immagini più presenti nel nostro immaginario visuale. Perché se chiudiamo gli occhi, oltre al fatto che Padre Pio esce da tutte le parti, non si vede qualsiasi servizio del telegiornale, il camion, l'immagine, al di là del fatto della riproduzione, che noi molto spesso lo vediamo come solo un fatto meccanico, ma in realtà quell'immagine, torniamo sempre al fatto al valore iconico, che è una porta, quindi sei tu che la stai guardando, ma perché ti sta guardando in quel momento. Ecco maestro, noi ci fermiamo per qualche istante perché ci sarebbe davvero tanto ancora da dire e cercheremo di essere esaustivi in questo. Ci fermiamo per una breve pausa e poi torneremo insieme. Grazie. E torniamo in quest'ultima parte del nostro programma con il maestro Nicola Cisternino per parlare di questa sua opera, di queste opere che ha donato al comune, alla comunità di San Giovanni Rotondo, ecco, per essere più precisi, e che raffigurano un Padre Pio davvero dai tratti intensi. Ecco, ci vogliamo soffermare allora in quest'ultima parte del nostro approfondimento su alcuni particolari. Qui credo che siano evidenti a tutti gli occhi lo sguardo di Padre Pio, che per tanti è stato fonte d'amore e di accoglienza, per tanti anche di rimprovero, ma quel rimprovero che scuoteva a fin di bene. Sì, questi occhi, questo è uno dei primi lavori tra l'altro, e gli occhi di Padre Pio leggendo Giacinto Scelsi, un compositore importante che anche ha avuto un rapporto intenso con Padre Pio in una fase della sua vita e che io ho scoperto e su cui ho lavorato, ho pubblicato un libro e sto continuando a pubblicare, un rapporto mistico molto intenso. Lui ha scritto delle pagine straordinarie, una pagina straordinaria su questi occhi, fino al punto che dice che Padre Pio nel momento in cui chiudeva gli occhi, lui vedeva gli occhi che brillavano ancora, che emanavano luce. La potenza dello sguardo e l'energia dello sguardo, questa credo che rappresenti tutto il mio lavoro di tipo iconico, cioè veramente l'occhio non è solo una finestra, è un portone spalancato sulla coscienza e gli occhi parlano, lo sguardo ha una valenza curva perché è uno sguardo che vuole dirti tutto, cioè ti vuole accogliere ma al tempo stesso ti vuole richiamare. Ecco qui la potenza per esempio di collocarlo nei luoghi di decisione, nel luogo di bene comune dove Padre Pio c'è stato, che non è solo un monumento, ma dove c'è la storia di tutti i nostri, cioè la storia è un palazzo del Cinquecento, il comune rifatto, tutto quello, ma dove c'è anche storia tragica, questi occhi che guardano gli umani che decidono della cosa comune, e come possiamo immaginare uno spazio di rielaborazione, di conflitti, di tutto quello, ma l'idealità, il fatto che a un certo punto lo sguardo ultimo deve essere posto sugli occhi, cioè
siamo sempre con gli occhi aperti a guardare, ma siamo sempre nella condizione di essere guardati. L'altro Padre Pio è un Padre Pio più serafico e abbraccia concerti in un raro momento di riposo. Quindi tutti e due sono concentrati però verso il centro, cioè guardano, le disse proprio il consiglio. Quindi mi auguro, tra l'altro la collocazione è avvenuta per puro caso, perché è stata un'intuizione del segretario comunale a San Giovanni, che a un certo punto ha visto il lavoro Pio e ha detto: ma ci vorrebbero nella sala dei consigliari, ci vorrebbe Padre Pio, perché ogni tanto naturalmente credo che in un certo senso forse potrebbe anche intervenire nel modificare e trasformare. In questo senso è anche un'azione artistica, cioè se un'opera tocca e riesce a trasformare anche il contesto, il modo di guardarlo, ma anche il rapportarsi con l'immagine, esce dal quadro, non è più un quadro, è un'immagine. In questo caso l'immagine torna ad essere potente, umana, universale, che parla tutte le lingue, come Padre Pio quando confessava non aveva bisogno di conoscere tutte le lingue. E questo credo che sia una dimensione nuova dell'immagine. Ripeto, partendo dalla storia, dal dato fotografico, ma non volerlo riprodurre, uscire dalla cartolina, perché il problema dell'immagine di Padre Pio, che a distanza di diversi anni, soprattutto dalla sua morte, dalla sua santificazione, noi ci troviamo di fronte al fatto che la cartolina è stata completamente consumata, fino al punto che ci potrebbe essere stata anche una sorta di assuefazione all'immagine. Assolutamente. Nel momento in cui l'immagine viene svuotata del suo senso, diventa che anche quando c'è noi non la guardiamo più, anche se abbiamo la sensazione di vederla. Un conto è vederla, un conto è guardarla. E allora un nuovo segno che possa rimettere in circolo, anche semplicemente con la curiosità, perché c'è qualcosa di nuovo. Dice: guarda Padre Pio in una posizione, in una postura, ma guarda questo colore. Questo significa già che io guardo quella porta. Quindi bisogna riaprire lo sguardo. E questo è un discorso anche che va molto oltre l'immagine, tutto sul fenomeno Padre Pio, che non è un fenomeno, ma è un essere umano, è sempre un essere umano. Un'altra domanda che potrebbe scaturire da parte di chi non è così addentro alle questioni artistiche, ma che sicuramente incuriosisce: ci può essere stata qualche difficoltà su un'opera in particolare, realizzata a dei momenti di indecisione sul tratto utilizzato, oppure ci sono delle opere alle quali è particolarmente legato dopo la loro realizzazione? No, sono tante immagini riflesse a specchio, perché il soggetto sono sempre gli occhi e le mani. Padre Pio è sempre unico, in questo senso è una rivelazione, cioè non è tanto un lavoro artigianale, è veramente un lavoro di intuizione. Quando io vedo un'immagine e guardo un dettaglio che mi appartiene, che mi cattura, immediatamente cerco di lavorarci su. È tempo di elaborazione, asciugatura, i tempi tecnici, diciamo, della materia, raggiunge, è quasi come se si formasse un po' da sé. In questo senso è una dimensione molto organica, quasi come la natura, cioè è come se a un certo punto quell'immagine interiore, perché questa poi è la sostanza, cioè che prima di portarla fuori l'immagine bisogna lavorare come il concetto, il pensiero, cioè per potergli dare forma in forma di un logos, come dire, che è una concatenazione, che è un filo di un discorso, bisogna immaginarlo, bisogna pensarlo e bisogna costruirlo. In questo senso sono opere che vanno molto con l'intuizione, appunto. Ecco perché li caratterizzo come una dimensione molto mistica, nel senso proprio di mistum, che tiene insieme le luci e le ombre, le sfumature, quello sguardo. Per esempio, a proposito del riferimento, quel lavoro dell'ultima benedizione con la croce che si piega, quella piegatura è stata forte, perché quando l'ho realizzata ha sorpreso me stesso, perché la centratura della croce che noi abbiamo sempre nel disegnare lo spazio, in quel caso si curva proprio in maniera quantistica, si potrebbe dire. E quella avveniva spiritualmente, cioè spiritualmente realmente Padre Pio con l'Eucaristia entrava stava sul Golgota, stava nella croce. Non è che la croce stava di là, lui stava di qua.
In conclusione, una domanda che riguarda appunto l'ispirazione che guida la mano dell'artista nella realizzazione delle sue opere, un'ispirazione che entra nel mistico. Ecco, si è sentito in un certo senso guidare la mano in alcuni momenti? Sì, faccio un po' fatica, nel senso che è una cosa così grande, è un qualcosa di così grande che l'immagine lavora, si fa da sé, si realizza da sé. Bisogna diventare veicolo, farsi veicolo. In questo senso è mistico e in questo senso l'immagine può trasformare. Effettivamente io, diciamo, adesso sono arrivato quasi a una quarantina di soggetti, cioè una quarantina di espressioni di Padre Pio, anche con altri, poi con altri personaggi importanti nella sua vita. Però accade questo, cioè sento che accade sempre di più, tra l'altro. E devo dire che non ho mai escluso un lavoro. Cioè tutti i lavori che li ho iniziati sono andati a termine e soprattutto mi soddisfano, mi piacciono, perché poi questo è, cioè l'artista nel mio caso si distacca dal lavoro, ma nel senso che lo rende partecipe all'umanità, ma ne fai sempre parte, è sempre tuo. In questo senso un po' come un figlio effettivamente, creativamente. Una possibilità, ecco, di approfondimento che è a disposizione nell'aula consigliare, chiunque volesse, ecco, ammirare queste opere del maestro Nicola Cisternino può fare riferimento alla sede municipale. Mentre in conclusione del nostro programma, per ricordare anche, diciamo, in una sorta di agenda speciale in questa puntata del Sabato del Convento di questa settimana, vogliamo ricordare che a proposito invece delle fotografie del maestro Stelluto, queste saranno in mostra sempre nel comune di San Giovanni Rotondo fino al 12 agosto, una data... Scusami Nicola, fino al 28 di agosto. Fino al 28 agosto, perfetto. C'è la celebrazione del 12, ma poi prosegue fino al 28. Una data, quella del 12, che sicuramente è fondamentale, ecco, e questo ci piace ricordarlo proprio in prossimità anche delle settimane, dei giorni che andremo a vivere, perché non a caso appunto nel 1923 si consumò un vero e proprio patto tra la comunità di San Giovanni Rotondo e Padre Pio, con questo suo desiderio. Ecco, vediamo proprio qui la pronta risposta da parte della nostra regia. Ecco il desiderio di Padre Pio di essere sepolto in un tranquillo cantuccio di questa città. Anche in questo senso, ecco, possiamo dire che non tutto viene veramente a caso, sono date fondamentali che dovremmo cercare di recuperare quanto più possibile noi stessi per darne testimonianza, è vero maestro? Sì, assolutamente sì, e trasmetterlo soprattutto ai giovani, alle giovani generazioni, di questo luogo, perché è in questo luogo che tutto è avvenuto e non è un qualcosa che rimane nell'ambito locale, naturalmente, perché tutto ciò che riguarda Padre Pio poi sappiamo, ma questo avveniva nel 1923 quando Padre Pio era nel pieno della sua, tra virgolette, accettazione mistica, insomma, che non era facile, come sappiamo, accettare i doni che gli erano arrivati. Maestro, grazie davvero di cuore per questa possibilità di grazie approfondimento. Io ringrazio i nostri amici telespettatori e vi do l'appuntamento per ulteriori momenti da dedicare innanzitutto alla grande eredità spirituale lasciataci da San Pio da Pietrelcina. Grazie e alla prossima.